Questa è la storia di Venezia, decima parte dal 1311 al 1378. Nel 1311, morto il Gradenigo, viene eletto doge Marino Zorzi, imparentato con la famiglia Querini per sanare, almeno in parte, le conseguenze delle congiure e delle repressioni, oltre che per favorire una riappacificazione con il Papa, dopo il disastro della guerra di Ferrara. Morto Zorzi nel 1312 viene eletto Giovanni Soranzo, anche lui imparentato con i Querini, che ottiene finalmente nel 1313 la rimozione dell'interdetto papale sulla città. Durante il suo dogato si stabilisce definitivamente il sistema oligarchico. Con una serie di leggi si chiude l'accesso al patriziato e i membri da questo momento in avanti vengono registrati in un apposito libro d'oro. Nello stesso periodo la città viene visitata dal poeta Dante Alighieri ed acquisisce in Oriente gli antichi privilegi sui mercati bizantini, controbilanciati però dal divieto di commercio con i musulmani decretata nel 1323 su pressione di Papa Giovanni XXII. Nel 1327 anche le vie commerciali verso l'entroterra iniziano ad essere minacciate dall'espansione nel Veneto della signoria veronese di Can Grande della Scala. Morto Soranzo nel 1329 diventa doge Francesco Dandolo. A questo punto ormai gli Scaligeri di Verona sono diventati signori di Vicenza, Padova, Feltre e Belluno, arrivando ai margini della laguna con confine direttamente davanti alla veneziana Marghera. Nel 1336 Venezia entra in lega con Firenze, Siena, Bologna, Perugia e altre città minori contro le mire espansionistiche di Mastino II della Scala. Nel 1337 la coalizione si allarga e Mastino non è più in grado di tenere testa ai suoi nemici. Padova torna nel dominio dei Carraresi e Venezia prende il castello di Mestre, avanzando nell'entroterra. Nel 1338 Venezia conquista Treviso, da 10 anni dominata dagli Scaligeri, costituendo il primo nucleo dei domini terrestri veneziani. La conquista viene poi riconosciuta con la pace nel 1339. Dandolo muore nello stesso anno e gli succede Bartolomeo Gradenigo, che, già vecchio, muore nel 1342, mentre a Creta nuove rivolte scuotono il dominio veneziano. Eletto nel 1343, Andrea Dandolo aderisce alla crociata indetta da Papa Bonifacio IX contro i turchi ottomani, che stavano minacciando Costantinopoli. La flotta veneziana conquista Smirne, ma presto Venezia viene colpita prima dalla ribellione di Zara, sedata nel 1347, e poi nel 1348 dal diffondersi della peste nera arrivata in Italia a bordo delle galee genovesi di ritorno da Caffa, assediata dai tartari. La peste attacca la città di Venezia già indebolita da un recente terremoto, sterminando in poco tempo i 3/5 della popolazione e provocando danni economici immensi, aggravati dalla costruzione di una nuova colonia genovese sul Bosforo, usata per sbarrare il passaggio alle navi veneziane. Nel 1350, nonostante i tentativi di mediazione del poeta Francesco Petrarca, Venezia, ripresa in parte dalla peste, dichiara guerra a Genova, dando inizio alla guerra degli stretti. Il conflitto parte male, con Negroponte assediata dai genovesi. L'anno dopo i veneziani rispondono saccheggiando Galata e spingendo l'imperatore bizantino Giovanni VI a schierarsi apertamente contro Genova. Nel 1352 c'è un grande scontro tra le due flotte rivali, ma senza vincitori. Nel 1353 i veneziani hanno una vittoria nelle acque di Alghero, ma l'anno dopo subiscono la distruzione di Curzola, Lissa e Parenzo. Andrea Dandolo muore, si dice di crepacuore per dispiacere, e viene eletto Marin Falier. La flotta veneziana viene sconfitta nella battaglia di Sapienza. Nel 1355 il doge tenta di organizzare una nuova svolta politica per la Repubblica, instaurando una signoria personale. Ma il complotto viene denunciato al Consiglio dei Dieci, e tutta la città entra in subbuglio, con gli esponenti dell'oligarchia che occupano Piazza San Marco con le armi contro il doge. I cospiratori sono arrestati, interrogati e giustiziati davanti al Palazzo Ducale. Lo stesso doge viene arrestato e decapitato sulla Scala dei Giganti, luogo tradizionale delle incoronazioni ducali. Da morto viene poi condannato alla damnatio memoriae. Il successore del Falier, Giovanni Gradenigo, mentre Venezia era tutta presa ai timori di congiure interne, per far finire la sfavorevole guerra, firma la pace con Genova. All'inizio del 1356 il doge deve però affrontare l'invasione della Dalmazia da parte di Luigi I d'Ungheria. Il re ungherese, alleato col duca d'Austria, i conti di Gorizia, il patriarca di Aquileia e il signore di Padova Francesco da Carrara, riesce a sconfiggere i veneziani ad Asolo, Ceneda e Conegliano, assediandoli nella piazzaforte di Treviso. Mentre la Repubblica si trova così circondata, il doge muore. Viene eletto Giovanni Dolfin, comandante delle truppe incaricate della difesa di Treviso. Nel 1358 i veneziani subiscono una pesante sconfitta a Nervesa, segnando le sorti della guerra. Venezia si rassegna e con la pace di Zara rinuncia alla Dalmazia.
Intanto Padova inizia a bloccare il commercio veneziano lungo il Brenta. Come conseguenza di tutti questi eventi, per Venezia si apre una fase di profonda crisi economica. Dolfin muore nel 1361 e diventa doge Lorenzo Celsi. Nel 1363 la crisi veneziana si aggrava con lo scoppio della grande rivolta di Creta, che coinvolge, oltre alla nobiltà e la popolazione locale, anche gran parte dei coloni veneziani, che, gravati dall'eccessiva pressione fiscale, tentano di rendersi indipendenti dalla madrepatria. Venezia prepara una grande spedizione punitiva per reprimere la ribellione, inviando a Creta nel 1364 il generale Luchino dal Verme. L'esercito sbarca sull'isola e schiaccia rapidamente gli insorti. Dopo questo evento l'isola perde per sempre la sua organizzazione feudale, le assemblee e i magistrati, finendo sotto il diretto controllo della Repubblica. Il doge muore, si sospetta avvelenato, nel 1365 e viene eletto Marco Corner che si impegna a ripopolare la colonia di Creta, gravemente danneggiata dalla rivolta. Muore poi nel 1368. Eletto Andrea Contarini, dichiara guerra a Trieste per punire la città per le minacce rivolte alle rotte commerciali di Venezia nell'Adriatico, ma soprattutto per riaffermare il dominio veneziano sull'Istria minacciato dall'Austria. Trieste viene battuta e le mire austriache fermate. Dal 1370 Venezia deve affrontare la crescente minaccia dei Carraresi, signori di Padova, che alla fine riesce a sconfiggere. Nel 1372, a Famagosta, capitale del Regno di Cipro, in occasione dell'incoronazione di Pietro II di Lusignano, per una semplice questione di etichetta tra il console genovese e il baglio veneziano, nasce una disputa, che si allarga anche ai nobili ciprioti, irritati per il crescente controllo di Genova sull'economia del regno, portando a un vero e proprio tumulto che si conclude con la defenestrazione del console e la distruzione delle proprietà di Genova sull'isola. Genova reagisce punendo duramente Cipro e prendendone il controllo. Nel 1376 a Costantinopoli i genovesi favoriscono la salita al trono di Andronico IV, che in cambio concede ai genovesi la strategica isola di Tenedo già promessa dal padre ai veneziani. Venezia convince il governatore dell'isola a non ascoltare gli ordini imperiali, ma questo provoca l'arresto del Balio e dei mercanti veneziani a Costantinopoli. Nel 1378 l'ex imperatore Giovanni Paleologo, aiutato dai turchi, riprende il trono, rompendo l'alleanza tra genovesi e bizantini. Venezia coglie l'occasione e stringe quindi l'alleanza con Pietro II di Cipro e si prepara alla guerra con Genova.